Gloria, gloria, cantiamo il Signore. Cantiamo il Gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria. Il gloria della misa. Gloria solito. Più normale. Pace in terra gli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo e concedi anche noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito. Te lo chiediamo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso possiamo spegnere, casomai possiamo riaccendere al prefazio, al santo, fino alla comunione. Mettilo là insieme. Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: vieni Signore nel tuo Tempio santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Il Signore, il tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio. Alleluia, alleluia. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme, da Betlemme, dove erano, per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata per te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupirono delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. È facile pensare che la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme fa pensare a noi e al nostro battesimo. Siamo stati presentati tutti, voi bambini che siete qui, noi più grandi, fino ai nonni, anche noi siamo stati presentati in chiesa. Un giorno eravamo piccoli, più piccoli di voi, qualche giorno della nostra nascita, io 3-4 giorni mi pare, dopo la nascita, avevamo questa usanza di fare presto, veloci, subito. È una bella usanza, ad ogni modo sono cambiate tante condizioni oggi di salute, eccetera, di sicurezza di vita, le cose sono diverse.
Bene, quel giorno Giuseppe prende Maria, che prende su Gesù, 40 giorni aveva, e si portano a Gerusalemme. Chi è stato a Gerusalemme forse ricorderà che c'è la porta del recinto del Tempio, il grande Tempio recinto, che era volta a oriente, cioè il sorgere del sole, rivolta in quella maniera lì. E 40 anni fa circa gli scavi che hanno fatto archeologici hanno rimesso in luce la scalinata su cui sono salite certamente Maria e Giuseppe con Gesù. Quando si guarda lì viene un certo che, insomma, nel pensare e immaginare questa scena così bella, così significativa. Essere portati al Tempio del Signore vuol dire avere una vita indirizzata in maniera giusta, nella luce. Ecco perché accendiamo le luci. Cosa ha detto quell'uomo? Pensate che c'erano molte mamme che avevano il bambino che portavano lì a Gerusalemme per offrirlo al Signore, secondo la legge, antica legge di Mosè. Ma quell'uomo ha visto Gesù e Gesù non aveva i raggi di luce attorno, come in qualche presepio, così. Ma è un bambino come gli altri, avvolto anche lui in fasce, piccolissimo. Però quell'uomo, spinto dallo Spirito Santo, ha detto: questo è quello che io desidero vedere prima di morire. Perché adesso che l'ho visto muoio contento, perché il Signore mi ha fatto un dono grandissimo. Ho visto il Messia, ho visto colui che è venuto a portare al mondo una luce nuova, una strada nuova, un impegno nuovo di vita, che sta ancora compiendosi, perché non è che quel giorno tutti si sono convertiti, neanche a San Pietro e Paolo siamo tutti convertiti oggi. Ne abbiamo da fare strada. E comunque abbiamo sempre strada perché ci sia più luce nella nostra vita, nel nostro cuore. Ecco. Benedetti quei genitori che sanno orientare i propri bambini, i propri figli alla parola del Signore, all'incontro con Gesù. Questa è una cosa fondamentale, perché vuol dire dare orientamento alla vita. Siamo in un mondo di spaesati, perché quando voi avete acceso stamattina la televisione, penso di sì, però di solito, ascoltate migliaia di parole. Ma cosa valgono queste parole? Cosa valgono? Cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno suggerito? Basta che fare la rassegna stampa, 12, 13 testate, e l'una che dice così, l'altra dice colà, l'altra è contrario, l'altra contro, l'altra a favore. Alla fine uno dice: beh, e adesso cosa faccio? Cosa penso? Cosa mi resta? Io so che come cristiano invece, se sto alla parola del Signore, se la medito, la ritengo fondamentale, fondamento cioè della mia vita, so che là trovo l'orientamento, la luce. Ecco perché abbiamo acceso anche noi le candele, magari poi le potete accendere dopo il santo, la consacrazione, potete accendere ancora se volete fino alla comunione, per dire: voglio che nel mio cuore ci sia questa luce importante, fondamentale, altrimenti andiamo avanti a casaccio e non cambierà la storia, il mondo nel quale siamo, tormentato, flagellato dalla guerra e quante altre rovine morali porta con sé la vita della famiglia umana in questo momento. E abbiamo bisogno di dire: questa è la luce, qui sto fermo. E non alle chiacchiere degli uomini, alle ciaccole moltiplicate in migliaia. Questo è quello che a noi serve, che occorre. Bisogna che i cristiani tornino a questo. Dobbiamo tornare alla parola di Dio, altrimenti vivremo solo di confusione, senza sapere più né perché viviamo, né perché ci muoviamo, né perché soffriamo.
né perché godiamo, perché tutto deve avere un senso, deve ricevere una risposta nell'insieme del nostro vivere, in ogni fatto, in ogni avvenimento. Sforziamoci di essere noi illuminati da questa luce, ma vediamo anche nelle giornate, quando ci incontriamo con gli altri, con gli amici, con le amiche, quando andiamo al bar, proviamo qualche volta a affrontare anche questi temi che sono molto importanti oggi, molto, molto importanti per tutte le questioni che vengono avanti. Non parlo a voi di intelligenza artificiale, quindi lasciamo stare quelle robe, ma certo sono cose serie anche quelle che vengono avanti, ma soprattutto per capire qual è la sostanza del nostro vivere, perché possiamo la sera dire, beh, Signore, oggi magari ho combinato un piccolo guaio, qualche guaio. Se parlo con i bambini magari ho chiacchierato a scuola un po' di più, magari sono stato disattento, ma se parlo a me adulto ci sono tante altre cose di attenzione quando parli con gli altri. Posso illuminare, orientare, aiutare a vicenda, parlarci per capirci, per dire da che parte andiamo, che cosa portiamo con noi, cosa abbiamo dentro nel nostro cuore. Bene, la luce che è ricordata in questo avvenimento di Gesù che era bambino, aveva 40 giorni, ma lui non sapeva, non si è accorto di quello che succedeva, è chiaro, ma Maria e Giuseppe, e come no, e quest'uomo qui anche, c'era anche un'altra donna, una profetessa Anna, anche quella è corsa lì a dire, oh, ma che bella roba, che notizia grande, che gioia. Sappiamo portare anche noi la gioia di essere illuminati da Gesù. Convocati dallo Spirito per celebrare l'incontro tra Gesù, luce delle genti, e l'umanità in attesa di salvezza, ci uniamo a Maria e Giuseppe per essere da loro presentati a Dio nostro Padre. Padre della luce, che hai voluto la Chiesa sacramento del tuo incontro con gli uomini, fa che porti l'annuncio del Vangelo là dove più fitte sono le tenebre del male, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che chiami alcuni tuoi figli a lasciare ogni cosa per seguire Cristo, fa che offrano con fedeltà la loro vita, a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che conosci il buio e le ombre di morte del nostro tempo, fa che gli uomini vedano in Gesù la luce che dissolve l'oscurità, noi ti preghiamo. Visita il tuo. Tu che sei l'origine e il fondamento della comunità domestica, fa che nelle famiglie i bambini siano aiutati a crescere in sapienza e grazia e gli anziani siano onorati come dono prezioso, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che semini nel cuore dell'uomo il desiderio di vedere il tuo volto, fa che custodiamo la luce di questo giorno di festa per camminare nei sentieri del mondo come fedeli discepoli di Cristo, noi ti preghiamo. Ascoltaci. Vogliamo ricordare anche i fratelli defunti, Pace Donato, Puglia Marianna e familiari e quante altre intenzioni che portiamo nel cuore. O Padre, che nel tuo Figlio presentato al Tempio manifesti visibilmente l'incontro tra l'antica e la nuova alleanza, fa che la tua Chiesa sperimenti con Maria la gioia di essere madre dell'umanità nuova
che cammina nello splendore della tua luce. Te lo chiediamo per mezzo di Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio con tutta la nostra vita sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo gloria di Israele e luce delle genti. E noi, esultanti, andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore. Osanna, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la... Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Iniziamo ora la grande preghiera che il Signore Gesù ci ha lasciato. Ci invita a guardare la storia e il mondo che ha bisogno di pace, di salvezza, di unità, riconoscendo che la paternità di Dio è il senso ultimo, definitivo del nostro vivere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace, preziosissimo dono del Signore, sia con tutti voi. E scambiamoci un gesto di fraternità.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto. Se siete in grado di farlo, potete anche accendere le candele, che poi riceveremo la benedizione con la candela accesa. Accendi. Qui sull'altare. Ecco, accendete pure.
Preghiamo e ringraziamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che le hai dato la gioia, prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Bene. Bravi anche voi ragazzi che siete qui, anche voi più piccoli, bene. E ringraziamo il Signore quando le famiglie hanno la fortuna di poter indirizzare alla luce della vita, alla strada sicura del vivere, del buon vivere i propri figli. E così ringraziamo il Signore anche noi di poter essere illuminati da questa luce che non verrà mai nascosta dalle chiacchiere degli uomini, dalle luci fatue degli uomini. Noi oggi abbiamo città illuminate, quando andate in aereo magari vedete un mare di cristallo di luci, però sapete che poi sotto lì, altro che luci, spesso ci sono nebbie, ma nebbie grandi davvero. Il Signore sia con voi. Vi accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è così terminata. Andate in pace. La vita